Bene, buonasera a tutte e tutti, io sono Paolo, vi do il benvenuto a Cinema Zero e do, con ancora più calore se possibile, un grande benvenuto a Marco Antonio Manetti, Manetti Bros, per la prima volta a Cinema Zero, un piacere. Grazie. Allora, da dove partire per presentare questo Diabolic Chi sei? I motivi di interesse e di spunto sono veramente tanti. Io partirei dal fatto che Diabolic non è soltanto una trilogia, ma è proprio una parte della vostra vita, di fatto, perché Sì. calcolando anche la sceneggiatura, credo ci siate dietro da 5 anni, tra una cosa e l'altra, dal 2019. Almeno 5 anni. Sì. C'è stata una pandemia di mezzo, come sappiamo, che ha ritardato tutto. Insomma, vi chiedo per iniziare di fare un attimo un bilancio, cioè che cosa avete lasciato voi a questo Diabolic, inventato da due sorelle, ma è un po' ormai anche la creatura di due fratelli, bisogna dirlo, e che cosa ha anche lasciato Diabolic a voi con quest'ultimo capitolo. Tra l'altro ultimo, forse l'ultimo vostro, la cosa continuerà, non si sa, insomma fateci un attimo un bilancio di questa avventura bellissima in fin dei conti. Allora, a parte fare una domanda complessissima, perché giustamente hai aperto 100.000 parentesi, ma giustamente sono tutte cose di cui parlare. Adesso vediamo se riusciamo ad essere organici, perché intanto volevo cominciare dicendo che non è solamente la nostra prima volta al Cinema Zero, ma è la nostra prima volta a Pordenone. Sì. E io, come vedete, indosso una maschera che dimostra il mio attaccamento emotivo a questa città. Totale. Nel senso che non c'ero mai stato, però siamo un po'... io sono un po' cresciuto da ragazzino punk con il mito di questa città, e quindi appena mi viene via dal Pordenone ho detto io vado nella Rock City ed è rimasto questo entusiasmo infantile. In quel poco che la sto conoscendo vedo che non è neanche deludente la cosa, nel senso che si sente qualcosa di questo tipo in questa città. Sì. Una vibrazione. Si sente una vibrazione, assolutamente. Quindi spero di tornarci, e siccome facciamo cinema spero di tornare qua, anche per fare un incontro più approfondito. Cerco di rispondere, però volevo fare questa premessa. Allora, sì, Diabolic per noi sono stati almeno 5 anni di vita, e infatti abbiamo anche chiuso questa trilogia pure cambiando attore, no? Pur di non fare che siano più di 5 anni, perché a un certo punto abbiamo sentito voglia di uscire perché è stata la prima volta che noi da registi, invece di inventare qualcosa, ci siamo messi al servizio di qualcosa che amavamo da fan, da lettori, da appassionati. Noi abbiamo sempre amato Diabolic, però a un certo punto ci siamo sentiti spinti a tornare alla nostra ironia, alla nostra visione un po' più scanzonata del mondo rispetto al mondo oscuro del re del terrore, e questo ha significato questi 3 film di cui noi vorremmo parlare il meno possibile di questo, no? Però tu dicevi un sacco di cose giuste, adesso non me le ricordo già più, però quello che volevo dire, tu mi hai chiesto cosa è rimasto a voi di Diabolic e cosa è rimasto di Diabolic a voi. Adesso volevo rispondere a questa domanda. A noi di Diabolic è rimasto il fatto che in questi 3 film, e sarà poi interessante sentire, magari ci farete sapere un po' di testimonianze se non ci siamo alla fine, non so quanti di voi conoscano i nostri film, il nostro lavoro, e in qualche modo questo terzo film ci somiglia un po' di più, quindi piano piano siamo riusciti a mettere un po' di noi stessi dentro Diabolic, quasi per caso, perché questo film per una serie di motivi si prestava di più, non è che l'abbiamo fatto apposta, anche perché si svolge negli anni 70 mentre gli altri 2 film si svolgevano negli anni 60, e in qualche modo gli anni 70 sono sempre stati una fonte di ispirazione importantissima dei nostri film. E questa è una cosa. Quello che invece è rimasto di noi in Diabolic è la cosa più impressionante, e io te la racconto solo con questa, perché è difficile spiegarlo, no? Perché avere un mito con cui cresci e a un certo punto scoprire di esserne una parte è una cosa che spaventa in qualche modo ed emoziona tanto, no? E che ne so, l'altra volta stavo in un ristorante e avevo attaccato il cappotto a un attaccapanni, no? E quando sono tornato a prendere attaccapanni c'erano tanti cappotti sul mio cappotto e non si trovava il cappotto. Adesso, per esempio del cazzo che faccio, scusate.
E evidentemente scopro in quel momento che il cameriere del ristorante che mi aiutava a cercare il cappotto mi ha riconosciuto, no? Come regista di Diabolic, no? E mi fa, ci vorrebbe Diabolic qua per trovare il cappotto, no? E io ho capito che improvvisamente noi venivo identificato con Diabolic, no? Che è una cosa che ha fatto impressione. E racconto questa cosa e poi chiudo. Che è strana perché è una cosa che sembra un po' patriottica americana, però in realtà c'è un certo punto in un fumetto di Capitan America, c'è Capitan America che fa un viaggio nel tempo e incontra Benjamin Franklin, che scopre in quel fumetto ha disegnato la bandiera degli Stati Uniti, e fa la bandiera degli Stati Uniti perché vede il costume di Capitan America, dice si potrebbe fare come il tuo costume, no? E Capitan America si sente male perché dice no, sono io che ho copiato la bandiera, non la bandiera che ha copiato me. Ecco, quando il cameriere mi dice questo, ci capita spesso questa cosa, non so se si è capito quello che voglio dire, però ha dato quel tipo di siamo entrati nella famiglia di Diabolic da fan, appunto. Abbiamo avuto questa fortuna di avere, diciamo, la possibilità di fare i film su Diabolic, cosa che volevamo fare da tanto tempo, e adesso facciamo parte della famiglia di Diabolic. E anche i lettori di Diabolic, che fanno il cameriere, secondo me non era lettore di Diabolic, perché Diabolic avrebbe rubato il tuo cappotto e non certo avrebbe aiutato a trovarlo, però riesce a fare le cose Diabolic. Non sapeva chi fosse, esatto. Però insomma facciamo parte, appunto, addirittura chi non conosce Diabolic associa Diabolic con noi, quindi ancora più forte in realtà. E sì, ci ha lasciato tanto, ci lascerà tanto, anche come un po' sai, si impara sempre, no? In tutti i lavori, nel nostro lavoro, probabilmente nei lavori artistici non si smette veramente mai di imparare, e quindi noi fare questi 3 film ci ha insegnato tanto, perché siamo entrati in un mondo appunto non nostro, come diceva Marco, e quindi abbiamo cercato di ricreare uno stile pure che noi non avevamo, e quindi abbiamo fatto dei film immergendoci in un altro personaggio, in un altro modo di pensare cinema, e in questo terzo forse più liberi, pure più, diamo un po' più del tuo ormai Diabolic. Sì. Abbiamo fatto un film, come dice Marco, un po' più nostro, magari chi conosce il nostro cinema, il Signore, vedrà che è più simile ad alcune cose, sia musicalmente sia come montaggio, un po' più... Poi la cosa interessante è che sono partito generico, ma vado sempre più nello specifico. I 3 film sono... mi raccomando, parliamo meno possibile del terzo. No, cerchiamo di starci attorno. No, io, scusa se ti interrompo, vai, ci tengo a dire, non è che io voglio fare il misterioso. Se io fossi là e vado a vedere un film e uno mi parla prima del film che sto per vedere, mi incazzerei. Così, esatto. Tornando alla scansione temporale della trilogia, i primi 2 film sono ambientati negli anni 60, il terzo nei 70, come avete detto, con una parte che va da un'altra parte precedente. Okay. Questa scansione temporale, ovviamente ha delle ragioni narrative, però corrisponde anche a livello cinematografico proprio a stili diversi. Certo. Giustamente voi dite, con questo vado negli anni 70 e vado in un'area più mia. Tutta la parte iniziale proprio porta con sé questo debito, anche tanto poliziesco l'italiana, per esempio, insomma Castellari c'era in piano 17, è il vostro, ok? Ci volete raccontare come funziona questa adesione che è narrativa ma anche stilistica a queste temporalità diverse, con un accenno, se possibile, a una cosa fondamentale che sono le musiche, che lavorano in questo senso. Per questo discorso sono fondamentali. Guarda, noi abbiamo fatto un lavoro, poi noi siamo un po' sbracati, diciamo un po' tutto quello che pensiamo, non siamo molto diplomatici rispetto al nostro lavoro, no? Ed in effetti questa cosa, mi viene da dire, ha portato pure degli equivoci in questo percorso nostro di Diabolic, no? Noi abbiamo deciso, scelto, forse abbiamo fatto male, non lo so, di raccontare questi 3 film che si svolgono in realtà in 3 epoche diverse, perché diciamo che il primo, anche se c'è scritto verso la fine degli anni 60, io direi che si svolge a metà degli anni 60, 65, il secondo si svolge nel 68, che sono anni vicini, ma in realtà sono anni particolari, quindi in qualche modo lontani tra loro, e poi questo qua che si svolgerà 74, più o meno, e noi abbiamo deciso dal primo film
di farli un po' come fossero dei film di quell'epoca, non solo quindi di mettere in scena l'epoca. Quindi l'epoca non era solo nelle scenografie e nei costumi, come di solito nei film d'epoca, ma anche nel modo in cui abbiamo girato, nel modo in cui abbiamo diretto gli attori, nel ritmo del racconto. E l'idea che noi ci siamo detti con gli attori, col cast del primo film, quello che ci piacerebbe dimostrare con questi film è che, ho paura di fare un discorso nostalgico, che in realtà non lo vuole essere, però un po' sembra, è che i film vecchi, i ragazzi di oggi non li amano perché non li conoscono, non perché non gli piacerebbero, non so come dire, no? Questa è stata l'idea e abbiamo fatto questi film con quest'idea in testa, no? E il discorso nostalgico è quello che io sento che a certi livelli, non a tutti i livelli, perché poi è bello il cinema innovativo, il cinema nuovo, ma a livello soprattutto di ritmo, io spesso ho la sensazione che poi i film nuovi americani, per esempio, la cosa strana è che durano tantissimo, quindi dovrebbe essere il contrario, però nella durata vanno a dei ritmi pazzeschi, no? E magari in 3 ore, invece di esserci 2 film, perché 3 ore sono il tempo di 2 film, ce ne stanno 7, perché vanno velocissimi. E a volte noi abbiamo avuto la sensazione che è come se si pensasse che gli spettatori non vanno al cinema perché gli piace andare al cinema, e quindi gli devi dare sto ritmo forsennato, se no si stufano, no? E invece noi abbiamo sempre la sensazione, ci tengo che non sembri nostalgico, perché è una sensazione vera proprio di stomaco, no? Che invece una storia è bello un po' capirla pure, no? Stare là seduti e farti accompagnare in questo plot, no? E abbiamo cercato di dare a questi film questo taglio, cioè il taglio dell'epoca, no? Questo riguarda soprattutto, tu dicevi giustamente le musiche, ci arrivo, non mi dilungo, scusate. Però quello che abbiamo fatto di strano, che in qualche modo ha spiazzato, che ci abbiamo messo anche il modo in cui abbiamo usato la macchina da presa e il modo in cui abbiamo diretto gli attori. Lo abbiamo adeguato al cinema di quell'epoca, diciamo, no? Poi invece abbiamo fatto un lavoro pazzesco prima di tutto di scenografia e costumi, perché abbiamo inventato, per chi conosce Diabolic, anzi non ho fatto la domanda perché sono un po'... Chi di voi ha visto il primo e il secondo? Abbastanza. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco di scenografia e costumi bellissimo, perché abbiamo inventato uno stato che non esiste, che è lo stato di Clerville, dove si svolge Diabolic, e lo abbiamo immaginato come, che se volete è un controsenso, l'Italia del Nord senza passato, perché se uno legge i fumetti di Diabolic non c'è mai niente di antico, però sembra l'Italia del Nord, e qui è poi difficile trovare, che ti accorgi che l'Italia è piena di passato, l'Italia è il paese del passato per eccellenza, no? E quindi un'Italia come se l'Italia fosse fondata nel 1890, però Italia, fortemente Italia. E poi, e chiudo musicalmente abbiamo chiesto sia ai nostri musicisti, che sono Pivio e Aldo Descalzi, di fare 3 colonne sonore completamente diverse tra loro, che non è facile, no? Il primo film c'è una colonna sonora di stampo hollywoodiano orchestrale, il secondo film ha una colonna sonora prog rock, direi, forse sì, esatto, Orme, Neutroz, infatti uno dei nostri musicisti è il fratello di Vittorio Descalzi, i Goblin. E invece nel terzo film siamo un po' tornati a casa in un genere che noi amiamo tanto e che usiamo tanto, che è il funk, e quindi anche il coliandro, ma non solo, anche in Song and Apple, certo. Lo usiamo spesso. E poi abbiamo fatto anche 3 canzoni diverse, no? Nel primo film, che era il film un po' più dark, abbiamo chiamato Manuel Agnelli, che è un pochino il cantante più oscuro d'Italia, il Diabolic della musica italiana, a fare una canzone. Tra l'altro ci siamo accorti che è la sua prima canzone da solista, lui non aveva mai fatto una canzone da solista, però l'abbiamo chiamato senza pensarci. Nel secondo c'è Antonio Diodato, che è un pochino invece il nostro crooner, quindi un po' bondiano in qualche modo. E nel terzo invece abbiamo chiamato i Calibro 35, che non so se conoscete, che sono un gruppo milanese che si ispira molto alle colonne sonore, e abbiamo avuto questa idea folle chiedendo a loro subito entusiasti, perché noi siamo convinti che la voce più funk d'Italia sia Alan Sorrenti, ma in realtà lui non ha mai fatto funk, cioè
Viene dal prog, viene dal prog. Sì, sì. Hai una voce funk che non ha mai fatto funk e ci sembrava ora che lui lo facesse, e lui ci ha detto ma io ho sempre amato il funk, la mia musica preferita è il funk, e si sente Alan però non lo fai, e abbiamo fatto questa canzone che c'è all'inizio del film con i Calibre Lanzorrenti. Non so, sono stato un po' disunito. E c'è anche Mario Biondi, tra l'altro, no? Qui Sì. la presenza delle canzoni è Sì, fondamentale. in questo Anche terzo quello, film no? ci sono molte canzoni. Sì, Anche, in quello, questo ci sono- anche quello fa vedere quanto questo film è più nostro. Noi Sì, usiamo sempre esatto, tantissime esatto, canzoni in come tutti i film che abbiamo fatto. Nei Diabolic precedenti ce n'era solo una, perché era quella là, poi nel primo ce n'erano due, tutte e due di Manuel, cantate da Manuel Agnelli, però in questo invece c'è tante canzoni. Sono 6-7 canzoni. C'è Raiz, Sì, sì. C'è Mike Patton. Mike Patton, una canzone cantata da Mike Patton, ce ne sono parecchie. Sì, sì, sì. Venendo giusto un attimo a quanto dicevi prima di questa adesione che non è di maniera, no? Allo stile dell'epoca, secondo me è una cosa visibilissima, ripenso anche al primo, è proprio senza compromessi, cioè restituisce anche il camp dell'epoca così com'è. Cioè senza la voglia di rivendere, Senza lo scherzo sul camp, esatto, che è sì. la cosa che, come dicevi giustamente tu, ha anche forse confuso tanta critica. Sì. No? Ha Su confuso, questo, sì, disorientato perché senza ha motivo. confuso, ha disorientato tanto, perché ha fatto pensare, cosa che noi infatti non ci riconosciamo ogni volta che abbiamo sentito questa cosa, che noi volevamo fare la fissità del fumetto, Esatto, quei sì, dialoghi sì, superficiali sì, da fumetto, invece noi volevamo fare il cinema anni 60, cinema anni 60. di una certa epoca, di un certo tipo, e anzi volevamo allontanarci dal fumetto, invece è sembrato, però poi conta pure chi lo vede il film e che persone Chiaro. ha, assolutamente, però in qualche modo è sembrato più che volessimo fare il fumetto. No, ma poi lui dice bene questa cosa del camp, no? certo. Nel senso che noi ci siamo presi questi due rischi: uno, rallentando il ritmo, e due, di fare quell'artigianalità e quella, io userei questo termine che è quello che ci piace un po' di un certo cinema di una volta, quell'ingenuità. Quell'ingenuità abbiamo voluto farla, come dici tu, non di maniera, quindi essendo ingenui noi, cioè volendo credere che questo è il re del delitto, Esatto. senza prendere per il culo sta cosa. Venendo al, chiamiamolo contorno, anche se non è la parola esatta, nel senso che ovviamente Diabolic o Diabolic, che dir si voglia, Diabolic. esatto, è l'eroe eponimo, però c'è una galassia di personaggi che ha una decisiva importanza. Il secondo capitolo porta Ginko nel titolo, ma potremmo dire forse a ragione che sia il primo che l'ultimo capitolo hanno Diabolic, certo, ma una presenza sostanziale e fondamentale di Eva Kant, no? Addirittura in quest'ultimo capitolo c'è un raddoppiamento, magari non diciamo nulla di più, però i personaggi femminili acquisiscono un'ulteriore importanza. Quindi Diabolic come galassia di personaggi. Qual è quello a cui siete forse più affezionati o l'avete proprio pensato in questo senso corale? Perché alla fine Diabolic è quasi una presenza misteriosa di sottofondo. guarda, no? Più guarda, in realtà- protagonista. Soprattutto nel primo, soprattutto ah nel no, nel primo. secondo pure. Sì, sì, qua ma un po' poi- meno. secondo ancora di Qua un più. po' Perché qui meno. c'è In la realtà, storia. in realtà questo noi è una cosa che ci piaceva, ma secondo noi c'è già nei fumetti. Nel senso che i fumetti di Diabolic sono usciti più di 900 albi, e ogni storia di Diabolic è diversa, nel senso che c'è la storia più d'azione, c'è la storia più colpo, truffa, c'è quella più rosa, sono veramente tutte diverse, e quindi hanno vari stili alla fine, no? Nello stessa l'atmosfera è sempre la stessa, quella è Diabolic, però in qualche modo sono storie diverse, e molto spesso succede, che Diabolic c'è poco, perché Diabolic in realtà si mette le maschere, come oggi Marco, e si maschera, non è lui, non si riconosce, no? E quindi ci sono dei tanti numeri di Diabolic che noi, tra l'altro, da lettori di Diabolic, sono quelli che ci piacciono di più a noi, dove Diabolic praticamente non c'è, cioè Diabolic è un'altra persona, e spesso il lettore scopre che è Diabolic verso la fine o a metà, poi si rigira tutto, insomma, no? Molto spesso, e quindi è un fumetto corale, nel senso che Diabolic è nel titolo, nella cosa, ma in realtà Eva è assolutamente alla pari di Diabolic. Noi abbiamo scelto di raccontare il numero 3, che era nel primo film nostro, che era proprio l'incontro da Diabolic e Eva, perché pensiamo che la vera origine di Diabolic sia quando incontra Eva, è lì che Diabolic diventa un personaggio unico, e Eva è dal 3 in poi alla pari con Diabolic totalmente, e ci sono molti numeri di Diabolic cui si legge ed Eva è protagonista assoluta, o dove Eva
risolve la situazione, aiuta Diabolic, dove aiuta, anzi lo salva, proprio, no? Anche nel primo film è così, no? Per chi l'ha visto. E poi ci sono altri personaggi, è Ginko, che chiaramente lo conoscono tutti, ma che non è l'antagonista di Diabolic, è strano, no? Perché sì, è assolutamente quello che cerca di prendere Diabolic, ma in realtà il lettore non lo percepisce, perché sta da tutte e due le parti, sta sia con quando Ginko non lo che con piglia un po' gli Diabolic, no? dispiace, no? Esatto. Un po' non vuole che Diabolic sia preso quando legge il fumetto, però un po' ti dispiace pure per Ginko. Sono veramente due protagonisti in qualche modo, e noi abbiamo studiato questa cosa, perché quando abbiamo affrontato i film, com'è questo equilibrio, come hanno fatto le sorelle Giustani a creare questo equilibrio, no? Ci siamo accorti che hanno creato un mondo, quello di Clerville, una società dove tutte le persone di Clerville in realtà hanno veramente una doppia faccia, no? Come Diabolic, nel senso che fanno i cittadini modelli e in realtà sono tutte persone meschine che tradiscono la moglie o il marito o il socio e vogliono rubare agli altri, e quindi alla fine Diabolic e Ginko sono gli unici, ed Eva sono gli unici puliti, sono le persone più integre che ci sono le persone più integre. Quindi Diabolic, sì, è vero, integro, non è un assassino, è un ladro, ma lo fa per una sua missione, e anche un po' quando lo leggi ti sembra libero, ti sembra quasi un anarchico, per un moto suo di libertà, no? Mentre gli altri sono tutti incastrati nei loro ruoli e nella falsità della borghesia, diciamo così, più o meno. Quindi molto spesso, parlando delle cose corali, anche i personaggi minori, che sono solo verticali, no? Chiamiamolo così, che sono solo in quella puntata, in quel fumetto o in questo film o nei film, diventano protagonisti. E quindi sì, sono tanti, in questo film sono tantissimi attori, per dire, no? Che andrete a vedere senza spoilerare e dire niente, ma ci sono tanti attori in tanti ruoli, perché è un film molto corale. Sì. Comunque mi permetto di dare una risposta più secca alla sua domanda. Mi dispiace un po' dirlo, perché chiaramente Diabolic è fantastico, però il personaggio preferito nostro secondo me è Vacant. Si percepisce forse un po' dal film. E tra l'altro ti correggo un po', secondo me è diverso, secondo me, cioè, noi abbiamo lavorato in questo senso. In questo film, nonostante ci sia quella cosa da non spoilerare, però in questo film è l'unico film in cui il protagonista è Diabolic. Sì, secondo noi dal primo film la protagonista è Eva, chiaro. nel secondo film il protagonista è Ginko, sì. E qui è Diabolic. Non diciamo troppo. Comunque sicuramente in questo film acquisisce un'importanza. È più centrale. Anche la backstory, cioè soprattutto si cerca, questo sì. Si può dire perché lo dice il titolo stesso, no? Perché quello che dici tu, il punto è questo, è che noi abbiamo sentito, e questo è un po' diverso dai fumetti, oddio, è simile ai primi fumetti, però abbiamo sentito che Diabolic è un personaggio che soprattutto a livello cinematografico, per mantenere quel fascino assoluto che c'ha, doveva restare un po' nell'ombra. Sì. E quindi noi nel primo film lo abbiamo conosciuto come fascinazione di Eva verso questa figura misteriosa. Tramite gli occhi proprio. Nel secondo film addirittura, e lo spoileremo, questo finché non siete venuti a vedere ci permettiamo di spoilerarlo perché non l'ha visto. Nel secondo film addirittura tu non sai che c'è Diabolic, quindi non lo vedi proprio, non c'è, e poi a un certo punto scopri che c'era. E nel terzo film abbiamo pensato che raccontare proprio era il momento di chiudere, quindi perché mi sono ricordato, rispondiamo alla domanda del titolo, diciamo. Era il momento di chiudere, perché per noi in questo momento è chiusa questa esperienza, cercando di spiegare l'inspiegabile, perché in realtà non c'è una vera e propria spiegazione. Torno un attimo ad una questione che abbiamo brevemente già affrontato, che è quella, se vogliamo, dell'artigianalità che emerge anche da questo film, nel senso che è una trilogia che in toto rifiuta quasi totalmente, o forse totalmente, la computer grafica, cioè l'effetto speciale digitale. Qualcosa c'è, immagino, per ovvi motivi, però per esempio gli inseguimenti, insomma, sono inseguimenti realizzati dal vivo. Vorrei sapere le difficoltà di realizzazione, com'è lavorare nel 2023, quando si avrebbe forse una strada più spianata a fianco, ancora con questo tipo di tecnica, e poi vorrei anche che ci soffermassimo un attimo sul lavoro sulle location, di cui abbiamo qualcosa già detto, ma forse va detto qualcosa in più, perché riguardano anche la nostra regione, tra l'altro, in maniera decisiva. Riguardo la vostra regione, sia le location che questo piccolo racconto che voglio fare sulla prima parte della domanda. La vostra regione, posto il nostro amico Giuliano lì, che non ci sia troppa rivalità, perché noi vi consideriamo tutti uno, poi voi vi incazzate.
sono stato politicamente corretto. Allora, Sì, allora, si può rispondere nel modo che collega le due domande, il motivo per cui poi abbiamo girato anche il Friuli Venezia Giulia, no? no, ma adesso volevo raccontare l'episodio della migrania visiva. Ah no, aspetta, Aspetta, allora. perché però No, perché effetti, arrivo là. No, invece noi ci tenevamo che fosse tutto reale, no? Che non ci fossero troppi effetti digitali, tanto che per vari motivi. Io penso che il motivo, forse non ci avevamo neanche detto che ci veniva spontaneo farlo così, però uno dei motivi è perché volevamo che i trucchi diabolici sembrassero reali, che li avesse veramente potuti fare lui, no? Quindi una macchina che salta o una cosa. Allora noi cercavamo nel primo film c'era questa scena e noi non l'avevamo scritta, ma non sapevamo assolutamente come potevamo farla, cioè di una montagna che si apriva e la macchina diabolica entrava nel suo rifugio. Chiaramente tutti, ma non solo gli americani, tutti l'avrebbero fatta in digitale, tutti. E noi non volevamo farla in digitale, quindi ci siamo messi a capire come facciamo a trovare una montagna che si possa aprire, come la facciamo, come si fa le cose. Allora cercavamo le location, le cose. A un certo punto per cercare una città, la città di mare, che è Genf nel primo film soprattutto, avevamo pensato a tante città, anche a Genova, a Napoli, avevamo pensato anche alla Costa Azzurra, no? E a un certo punto siamo arrivati a provare a Trieste, proviamo con Trieste e abbiamo chiamato Federico Pollucci, che era il presidente della Film Commission, Friuli Venezia Giulia. E nella prima telefonata che io ho fatto con lui dicevo: guarda, dobbiamo girare questo film, ci servono un po' di location, le cose, serve cercare questa cosa, città di mare e tutto, ma c'avete qualcosa di strano che vi serve? Ditemi, perché magari ve lo trovo. Ho detto: guarda, c'era una cosa ma è impossibile, una montagna ci serve che si apre, ce l'ho. Come ce l'hai? No, è che io me lo ricordo diverso, però lui No, conferma. è così. Forse io non lo sapevo. Tu Io poi arrivi nel nostro ufficio, Marco non lo sapeva, forse arriva. Sì, mi hai detto c'ho un'idea, tipo mi hai detto una cosa del Noi non genere. so se ti avessi detto Poi un niente, giorno per arriva caso. nel nostro ufficio, che è il primo giorno che lo conosciamo. montagna aperta. Era solo per telefono e ci fa vedere delle foto, no? Ce le mettiamo, attacchiamo il televisore con il suo telefonino, vediamo delle foto e c'era questa montagna aperta con un buco enorme che era un garage. Era un parcheggio, sì. Però era veramente perfetta. E quindi il motivo forse principale perché abbiamo girato poi in questa regione tutto era per la montagna, però apribile. mancava la porta. sì, infatti, certo, aspetta, adesso certo. arriviamo, Mancava la porta. perché volevo un pochino, mentre sentivo questa domanda, ero partito, sarei partito con una risposta un po' diversa da quello che hai detto tu. Ma poi la vita è complessa, quindi è vero sia quello che dice lui di quello che dico io. Cioè è vero che noi abbiamo voluto in questo film far vedere l'artigianalità, però io voglio fare un discorso più generale sugli effetti digitali e gli effetti non digitali. Premetto che noi siamo le persone, credo, meno ideologiche al mondo, cioè nel senso che noi pensiamo che tutto è vero e tutto il contrario potrebbe essere vero, non so come dire, no? Cioè non siamo là mai con l'ideologia dell'idea che una cosa deve essere giusta così, è giusta se è giusta, è sbagliata se è sbagliata. E in questa visione un po' anarcoide della vita noi non pensiamo che gli effetti digitali siano il male. Pensiamo un'altra cosa in realtà, pensiamo che l'effetto digitale sempre debba essere l'ultima soluzione. Cioè una cosa si cerca di farla davvero, no? Poi se è impossibile vai alla soluzione digitale, diciamo, no? E perché non è una posizione ideologica, c'è un perché. Il perché è che tu regista, se tu l'effetto lo fai digitale, quando giri non lo vedi. L'effetto vero, quando giri lo vedi. E questa cosa non è una cazzata, cioè è importantissima, o almeno è importantissima per noi, perché io vedo questi backstage, no? Questi registi che dirigono questi attori davanti a un green screen e poi vedi la reggia di Star Wars. Fanno, io non so come fanno, cioè, riuscirei. è difficile immedesimarsi in questa cosa, calarsi in questa cosa, capire. Cioè io non riesco neanche a capire se la fa bene, non so come dire, no? E tra l'altro è successo che delle scene digitali abbiamo dovuto, quando poi l'effetto è arrivato, abbiamo dovuto cambiare il montaggio, abbiamo detto ma l'avremmo girata in un altro modo, oppure sembra che quello non guarda dove deve guardare, e quindi questo è il motivo principale. Allora volevo raccontare questo episodio, solo che questo episodio l'ho raccontato altre volte, però l'ho raccontato sempre fuori regione
E io inevitabilmente quando lo racconto, ve lo dirò, farò un po' di spettacolino, nel senso che farò un po' di accento, ma magari male, esatto. Ti potevi agganciare all'apertura della grotta, noi, sì, esatto, mi aggancio all'apertura della grotta. Possiamo essere lunghi? Vai. Possiamo essere lunghi? Esagerato. Alcuni no. Allora, noi siamo venuti in Friuli Venezia Giulia grazie a Federico Pollucci, allora presidente della Film Commission. Siamo diventati amici, infatti è qui con noi, è venuto anche è uscito dalla sua terra per venire qui, per accompagnarci, per stare insieme a noi. E a Trieste abbiamo trovato un amico, abbiamo trovato una città bellissima a cui siamo rimasti legati. Visto che siamo in Friuli, dico che siamo rimasti legati poi successivamente anche ad Udine per motivi diversi, e adesso spero che rimarremo legati a Pordenone, e come ho detto lo eravamo già in realtà come Rock City, però magari anche come posto in cui stare, che poi non so se Rock City è il termine giusto, forse è più Punk City in qualche modo, però va bene, ci capiamo. Ma un'altra cosa importantissima per noi che ci ha dato questa regione è Carlo Furlan. Carlo Furlan è il nostro, in tutti i film che abbiamo fatto dopo, ovunque, ce lo siamo portati in Calabria, a Bologna, a Roma, è venuto con noi ovunque, perché noi poi abbiamo già un altro film dopo di questo e Carlo Furlan era con noi, facciamo dei film da produttori e Carlo Furlan non può mai mancare. Carlo Furlan è due cose insieme, no? È un artista, è il nostro costruttore, costruisce le cose per noi, no? È un artista ma è anche uno scienziato, secondo me, fondamentalmente, no? E quindi io lo paragono sempre a Doc di Ritorno al futuro, lo scienziato artista, no? E lui è un genio e inventa delle cose. La prima cosa, ha costruito questo tappo di questa montagna col buco, ha costruito il tappo e va bene. Dopo, in questo film, non spoilerò, però a un certo punto c'è una macchina che si solleva, un'automobile che si solleva, e noi volevamo farla vera, dico così apposta che non si capisce bene che si solleva, e lui chiamiamo Furlan e Furlan si mette là, a un certo punto abbandona tutto perché lui è fatto così, no? Quindi creandoci ritardo su tutto. Solo che lui... sappi che lei sta facendo questo racconto è una platea che non ha visto il film, non una platea che l'ha visto, e quindi poi usciranno dal film totalmente in quella scena, però va bene. No, ma ne sono cosciente, però è divertente invece ancora di più, per questo lo dico. Carlo a un certo punto abbandona tutto, pensava solo si potrebbe fare così, potremmo mettere dei pantografi, si inventava delle cose, finché ha creato sta macchina fighissima che sapeva condurre solo lui. Quindi in questa scena che la macchina risolleva dovete sapere che alla guida della macchina con la tuta dei Diabolic c'è Carlo Furlan. Giriamo la scena, sta per partire la ripresa, e Furlan ci dice: ma perché sono solo? C'è Eva nel film, nella scena. E allora la nostra segretaria di edizione Marta, la nostra grandissima amica, oltre con la voce, vado io. E Marta sale, si mette una parrucca che c'avevamo sempre sul set e si siede accanto a Furlan per girare questa scena. Furlan c'aveva sta macchina che guidava da dentro con un telecomandino e poi c'era un bottone che quando lui spingeva sta macchina si sarebbe sollevata. Salgono in macchina, stanno per partire, noi giriamo, a un certo punto noi da fuori vediamo la porta che si apre e Marta che scende giù, no! E scappa. Cioè, che è successo? E lei, mentre mi racconta, noi giriamo, andiamo avanti, quindi la scena si gira senza di lei, è che come tutti gli scienziati pazzi, genio e follia, no? Quindi lui si è inventato sta macchina, ma mentre stava per partire, lui gli fa: Marta, lo sai che non ho pensato a fare i freni? E la scena era lui si era dimenticato, non lo diciamo. Si era dimenticato di costruire i freni in questa macchina, e Marta, vedendo, si era visto che sta macchina doveva fare un percorso in discesa che finiva in discesa. E infatti mentre Marta mi raccontava sta cosa, la macchina girava, la macchina è caduta, si è distrutta. Furlan non si è fatto male, per fortuna abbiamo dovuto girare una volta sola perché però la scena funziona, e quindi ci ha aiutato un po' il digitale, però leggermente. Appunto, no, ma il digitale in realtà è servito solo, però non c'è il digitale, è servito solo a non vedere quando la macchina crolla. In realtà siamo usciti prima col montaggio, insomma è tutta vera quella che vedete, totalmente, l'idea sbagliata, quella che vedete tutto vero, totalmente vero, succede lì con Furlan dentro la macchina che spingeva il bottone. E quindi questo lo volevo raccontare per dire che l'artigianalità è importante, è bello stare su un set e vedere sta macchina che questo spinge il bottone e si alza, e lui
Io dico Doc, ma forse è Diabolic, no? Certo. Sì, vero, vero. Bene, io farei un attimo una chiosa finale. Abbiamo parlato di quello un po' che c'era prima di Diabolic, di quello che c'è stato durante. Parliamo di quello che succederà adesso, se si può, per quello che si può dire, nel senso che per voi questo è un capitolo, diciamo, chiuso, se non altro per quanto riguarda il vostro coinvolgimento, immagino, diretto come registi, ma so che state già lavorando ad un progetto successivo, che è di tutt'altro tipo, insomma, che vi riporta a fare cinema forse del tutto nelle vostre corde precedenti. Ecco. Sì. Ci volete dire qualcosa? Allora, noi abbiamo già girato un film, noi siamo di Mamba calabrese ed in particolare in Calabria, la città di nostra mamma, noi siamo molto legati, si chiama Palmi, ed è un posto a cui siamo tanto legati, che noi siamo nati a Roma, però sentiamo quella come la nostra terra. Io dico sempre, non la Calabria, Palmi. Io la Calabria non la conosco, la mia conoscenza della Calabria si limita a Palmi, che è un paese particolare, e avevamo questa storia da tanti anni e abbiamo deciso di farla, ed è una storia di calcio, quindi un film sul calcio, si chiama US Palmese, è una storia dentro la squadra di calcio dilettanti della Calabria. In breve il film racconta di un calciatore di Serie A francese, un po' di carattere di merda, che viene messo fuori squadra dalla squadra di Milano in cui gioca perché è molto scorretto politicamente, si nervosisce, prende a pugni i giocatori avversari, quindi nonostante di grande talento non lo fanno più giocare, e il paese di Palmi organizza una colletta per pagargli l'ingaggio e lui accetta, anche per rifarsi l'immagine, di andare a giocare in una squadra di dilettanti, scoprendo in qualche modo, ecco, sul calcio, non solo sul nostro paese, scoprendo, è un po', io non so se siete appassionati di sport, no? È quella domanda che si fanno tutti, no? Ma se Cristiano Ronaldo va a giocare in una squadra di dilettanti, fa la differenza o no? Poi è una commedia, un film molto leggero, molto simile, appunto abbiamo citato Song e Napoli, a quello spirito là di quei film nostri di quel tipo, però è un film comunque anche sportivo. Beh, sapete che un posto qui ce l'avete quando uscirà, assolutamente. Assolutamente. Sì, assolutamente, vogliamo venire.